Eder. Mech. Pallister. Buongiorno. Sono una ex collega di lavoro della signora Liliana Resinovic e vi scrivo perché sono indignata per l'assurdo tentativo di far sembrare suicidio quello che per me è un omicidio. Vi scrivo in modo anonimo perché vengo da una situazione familiare difficile e non voglio essere coinvolta in un rivoltante circo mediatico che specula sul dolore e sulla morte delle persone. Mi limito pertanto a raccontare il mio ultimo incontro con Liliana. So che non ha alcuna rilevanza al fine dell'indagine, ma almeno penso possa servire nel tentativo di darle un po' di giustizia. Non vedevo Liliana da diverso tempo e l'ho incontrata in centro ai primi di dicembre, prima della festa dell'Immacolata. Abbiamo preso un caffè assieme. Trovandola particolarmente raggiante ed euforica le ho chiesto come andava. Premetto che era a conoscenza della mia situazione familiare difficile. Mi ha semplicemente risposto, bene, sto per fare quello che avrei dovuto fare molti anni fa, poi ha aggiunto, dovresti farlo anche tu. Non mi ha dato né le ho chiesto altri dettagli ma era molto sorridente e si capiva chiaramente quello a cui alludeva. Poi, dopo averla abbracciata ho iniziato a parlare di me. Magari avrei potuto avere altre informazioni più precise che ora potrebbero essere veramente utili. Alla fine parlando delle prossime festività ha detto che le mie quest'anno saranno sicuramente diverse. Non so come dirlo a mio marito ma lo farò presto per togliermi il peso. Non ha mai chiamato il marito per nome, per me questo è indice di un rapporto ormai giunto al capolinea. Negli ultimi giorni, ripensando ad alcuni dettagli, tutto per me ha avuto un senso. Probabilmente ha detto al marito delle sue intenzioni qualche giorno dopo il nostro incontro. Quella mattina ha lasciato la fede, un po' di soldi e di telefoni a casa. Ha prelevato i codici bancari dal nascondiglio dietro il quadro ed è uscita per iniziare una nuova vita che doveva cominciare proprio da quel negozio Wind in cui non è mai arrivata dove avrebbe. Probabilmente ha acquistato un nuovo telefono ed una nuova SIM. Purtroppo credo che qualcuno non glielo abbia permesso. Eder, allora volevo sottolineare un fatto che mi è venuto in mente adesso nelle mie prime deposizioni, quelle del 15 gennaio, 16 febbraio in presenza, adesso non mi ricordo in quale delle due, ho fatto mettere nero su bianco una mia impressione, cioè che il viso di Liliana quando l'avevo vista quel 14 dicembre sera aveva una tonalità scura. E adesso a pensare alla storia dei lividi sul viso mi viene da collegarlo a quello, perché questa mia impressione era stata molto forte, molto netta e avevo voluto che fosse riportata. E questo l'ho visto bene appunto quando lei si è girata là nei pressi della pasticceria, infatti nella deposizione dico potrebbe essere una mia impressione perché le luci della pasticceria erano molto forti, lei si era girata, mi era apparso il viso più scuro, però mi viene da pensare che fossero i lividi delle percosse. Non lo so, questa è una mia considerazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.